incontro e mi scuso soprattutto con i compaesani che per tanti motivi sono dovuti andare via, però giustamente Pietro, poi dopo ti dirò e ti danno comunque i saluti. Un incontro dove portiamo all'attenzione le elezioni del 25 settembre, in un momento in cui regna lo sconforto all'interno delle nostre comunità, soprattutto nelle piccole comunità, per tanti motivi. Sapete benissimo le forti difficoltà che stanno impregnando le nostre comunità, ma non solo, le difficoltà delle aziende, le difficoltà del lavoro, le difficoltà della sanità. Situazioni che abbiamo avuto modo di affrontare, ma che sicuramente Pietro e Angelo, da politici collaudati, sanno sicuramente affrontare il tema e porre con serietà, perché la politica è anche compito, soprattutto della politica, attenzionare queste dinamiche e nel momento anche in cui non si trova una soluzione, almeno chi è deputato a trovare una soluzione, non trovare le dovute soluzioni, gridarlo a gran voce. Questo è successo in tanti incontri, ma fino adesso sembra che, soprattutto su alcuni temi che sono molto sensibili al nostro territorio, io parlo della Sardegna, ma che comunque è una dinamica anche di livello nazionale, soprattutto in campo, abbiamo visto in campo della sanità, sono tanti gli incontri che faccio con i cittadini, dove spesso oggi curarsi è diventato veramente una situazione veramente da non augurare a nessuno, perché da nessuna parte si sta trovando porte aperte e soprattutto stanno trovando soluzioni. Dinamiche che in qualche modo si stanno incancrenendo con una paura che io spesso e volentieri dico anche ai miei concittadini, al di là di un fatto concreto, io non capisco perché l'Italia ha un sistema di speculazione così alto. Basta che una persona si alzi e gridi un allarme per una qualsiasi cosa, al di là spesso volentieri che non sia fondata, subito si crea questa onda lunga. Da ogni punto di vista voi la guardiate, oggi hanno problemi il mondo della pastorizia, oggi ha problemi il mondo dell'artigianato, oggi hanno problemi il mondo delle imprese, oggi non si trovano neanche, spesso e volentieri, lavoratori, manovalanze per alcuni determinati lavori, o delle imprese che cercano delle manovalanze e non trovano manovalanze. Si dà colpa al reddito di cittadinanza, si demonizzano tante situazioni politiche che a livello nazionale sono state promosse. Fatto sta che serpeggia veramente il malcontento. Questo malcontento sta sfiorando, se non superando il 40% delle persone che non vogliono andare a votare. Sulla politica non stanno più riponendo una fiducia tale da dover essere, come deve essere la politica, la soluzione dei problemi. Combattere con questa situazione qua non è facile in nessun modo, ma allo stesso tempo è anche compito nostro non cedere al non voto, in nessun modo, e lo stiamo gridando in tutti i modi e in tutti i sensi. Il non voto è un'anticamera affinché chi deve poi decidere lo deciderà anche senza il nostro apporto. Quindi la prima cosa che dico sicuramente emergerà anche in questo tavolo, portare la gente a votare. La gente deve esprimere, al di là della propria appartenenza politica, al di là delle proprie simpatie, ma deve andare a votare. È un diritto che si è acquisito nel tempo ed è un dovere portarlo sempre e comunque a proprio compimento. Questa è una prima cosa che mi sento di dire. È chiaro che oggi dare risposte non è facile in nessun modo, ma non è facile soprattutto se si parte da una situazione dove, a partire da un governo nazionale, dove spesso e volentieri le forze politiche non riescono a trovare una sintesi e a traguardare i risultati, fino poi, ahimè, spesso e volentieri anche a un governo regionale che, per quanto può aver ereditato una situazione su alcuni temi, sanità, agricoltura, che potevano essere in qualche modo anche responsabilizzate dalle amministrazioni precedenti, a oggi molto è rimasto al palo. E dopo 3 anni di amministrazione, 3 anni e mezzo di amministrazione, non si può sempre comunque continuare a dare responsabilità a chi ci ha preceduto, che le ha sicuramente, ma è compito anche della politica che oggi governa trovare le soluzioni. Perché credo che sia anche compito della politica non nascondersi dietro un dito, in nessun modo. E credo che, ripeto, ma sono sicuro che emergerà anche da questo tavolo denunce, voglio dire, anche a seguito dopo del voto del 25, sicuramente anche il partito di Forza Italia saprà sicuramente porre all'attenzione e chiedere duramente e battere anche sul pugno sul tavolo per chiedere chiarimenti e casomai, purtroppo, sostituire anche certe figure, perché veramente oggi
dare risposte e restare in questo completo immobilismo è veramente, per noi anche piccoli amministratori di trincea, dare risposte alle comunità diventa sempre più difficile. I temi riguardano il sociale, riguardano il lavoro, ma come ho avuto modo anche di dire l'altro giorno a Numero quando sono intervenuto, anche i piccoli comuni, che sono oltre 5.000 comuni in tutta Italia, stanno annaspando. Lo Stato italiano negli ultimi 10 anni ha tagliato oltre 30-40 miliardi di risorse ai comuni. I comuni sono quelli che poi danno i servizi ai cittadini, fanno le manutenzioni, fanno le strade, creano situazioni economiche, anche piccole situazioni economiche che danno sbocchi occupazionali e che danno ossigeno nei territori. Questo purtroppo servizi che io dico spesso, mica si accorge oggi la comunità di Galtellì che dal 2013 a oggi dai fondi solidarietà sono stati tagliati da 979.000 euro che percepiamo, oggi andiamo a percepire 280.000 euro. Sono mancati oltre 600.000 euro. Ma per i servizi che stiamo cercando e comunque sempre grattando il fondo del barile, dalla manutenzione alle scuole, ai servizi ai bambini, ai minori, agli anziani, nessuno se ne accorge. Certo, sono venuti a mancare quei piccoli interventi che facevamo di solito perché davano ristoro alle imprese artigiane e davano comunque un respiro. È un'importante economia anche quella che girava. Ecco, questo per dirvi solamente che il problema visto su un largo spettro, da qualsiasi punto lo si vede, è veramente difficile trovare queste soluzioni e amministrare in questi temi, motivo per cui spesso e volentieri vediamo come i comuni, le liste di coloro che si candidano sono sempre più povere, sono spesso anche, costruite dopo che all'interno di una comunità si sono fatti giri per trovare candidati, perché nessuno più vuole questa responsabilità, nessuno più vuole fare l'amministratore. Da qualche mese a questa parte c'è stato un gettone che è stato, tramite una legge che viene data adesso ai sindaci e anche agli amministratori, che in qualche modo tende a invertire quel senso di marcia che ormai da anni si era sempre comunque portato avanti, non perché un amministratore si candida perché deve avere per forza uno stipendio, ma che un amministratore ci deve mettere del suo, ma spesso e volentieri un buon 30-40% del suo per poter fare e traguardare risultati come possono essere le missioni, interventi fuori dalla comunità. Questo non deve esistere, perché un bilancio comunale, un bilancio familiare non è mai, in grado di sopperire a quelle che devono essere delle incombenze che restano in capo allo Stato. Questi sono alcuni temi che sicuramente voi li conoscete benissimo, qui siete tanti esponenti di vario titolo del nostro contesto sociale, quindi ognuno di voi sa quello che sta affrontando e quello che sta cercando in qualche modo di salvare. Oggi siamo qui per affrontare e per ascoltare persone come in questo caso Pietro Vitalis e Angelo Cuccio. Persone, io Pietro veramente, non perché apparteniamo a una forza politica che in qualche modo mi ha ispirato, forse anche dalla sua presenza, perché Pietro lo conosco da tantissimi anni. Però è una persona che è sempre stata vicina, l'ho sempre visto anche da esterno, una persona sempre stata vicina alla nostra comunità, motivo per cui veramente con immenso piacere mi faceva piacere proprio che ospitare la nostra comunità. È sempre stato vicino, è sempre stato attento ai problemi non solo di questa comunità ma di questo territorio. Conosce questo territorio medio numero, quindi non è che stiamo parlando di un soggetto che viene chissà da dove. È una persona che parla il sardo, che parla come mangia, è una persona che si sa sicuramente gestire all'interno di questo territorio, è da chiunque di voi raggiungibile per essere quindi anche di risposte, di conforto per quelle che possono essere le esigenze, ma non solo. È una persona capace perché viene dall'esperienza che, oltre ad aver fatto il consigliere regionale, oltre ad aver fatto l'assessore regionale, gli manca forse il presidente di regione, per cui in tanti hanno sempre ambito a questo ruolo, e tanti sindaci, colleghi sindaci, sapendo appunto della vicinanza, spesso e volentieri nel caos più totale del Consiglio regionale, hanno chiesto: Giovanni, ma quando è che Pietro entra in campo? Perché manca quel senso di politica, mancano quelle persone, sono venute a mancare quelle persone, quello zoccolo duro che per tantissimi anni, anche spesso e volentieri attaccati da tanti punti di vista, però alla Sardegna hanno portato soluzioni, hanno portato risultati, motivo per cui oggi Pietro, fino a qualche giorno fa, si trova a Roma. Cioè non è che sono arrivati questi meriti così, sono arrivati meriti sul campo,
E oggi il fatto che Pietro si sta riproponendo, nel momento in cui uno si deve, spesso e volentieri sento tanti di voi, Giovanni, che votamos? A un sardo, a uno che te ne sa Curzio, a una persona che ti dà fiducia. Cioè, poi eliminare, vabbè, ma no, è voi, no, cioè, se tu vai a incanalare una persona, come ho avuto modo a volte anche in Facebook di rispondere a qualche simpatizzante di altri partiti, bene, se tu hai una figura che risponde a questi termini, ok, ne portiamo un altro allora a Roma. Se tu hai una persona che è sarda, che è preparata e che risponde a quegli spieghi requisiti di Pietro Vitale, sporta, ma non ce l'hai, almeno perché è una persona di questo territorio. Quindi spesso e volentieri il fatto di porre la fiducia, perché quello che manca da parte dei cittadini è la fiducia. E la fiducia, è chiaro che Pietro da solo non può fare niente, però Pietro fa parte di una squadra, è una persona in grado di fare squadra, perché quello che abbiamo sempre detto è che chiunque, anche oggi il partito di Forza Italia, che è partito da un 7, oggi sta raggiungendo un 10, addirittura in Sardegna è anche in crescita, è perché, voglio dire, stanno arrivando degli ottimi risultati, sia in questo caso rappresentato in Consiglio regionale da Giuseppe, e anche gli assessori che noi abbiamo di Forza Italia, sinceramente orgoglioso, da Giuseppe Fasolino, da Alessandra Zeta, persone che se parlate di politica nel parterre regionale, tutti quanti vi dicono tanto di cappello, e sono figure che sono state espresse dal partito. Paghiamo errori del passato, probabile che ci sono state anche delle scelte che forse il popolo non ha condiviso, però non ha mai messo in discussione la valenza di queste persone, piuttosto che oggi di Angelo. Una persona che ha avuto modo di conoscere così, frequentando, come spesso facciamo noi sindaci del Consiglio regionale, di essere naturalmente presentato dagli amici, come può essere in questo caso Giuseppe. Una persona su cui i nostri concittadini, potete chiedere, abbiamo tanti concittadini che fanno parte della Gallura. Chi è? Angelo Coach. E Angelo ha oggi delle ottime proiezioni per quanto riguarda la Gallura, per la figura che esprime. Chiaro, quindi che torno sempre al discorso della fiducia. Oggi bisogna anche saper ascoltare, saper guardare attentamente, non farsi influenzare da delle semplici campane che suonano, ma giusto per denigrare un avversario. Mettiamo sul piatto della bilancia la valenza di questi soggetti, di queste persone. E sono sicuro che nessuno di voi poi potrà dire già abbiamo sbagliato, nella maniera più assoluta. Ora io non mi dilungo, lascio la parola a Vincenzo, perché giustamente ha lavorato tanto e ringrazio anche gli amici, Giuseppe, che si stanno anche impegnando tantissimo per il momento di convivialità, che poi avrete modo anche di constatare dentro quello che vi sto dicendo. Però il mio appello maggiormente è proprio quello affinché ognuno di noi, nel momento in cui esce da questa stanza, possa tranquillamente divulgare all'esterno il fatto che comunque con Pietro e con Angelo sono persone su cui la comunità di Galtilei può fondere perché sono delle persone a cui ritengo veramente in cui un amministratore piuttosto che un semplice cittadino può tranquillamente appoggiarsi e trovare delle soluzioni. Grazie. Allora, il mio sarà molto velocissimo perché è giusto che i nostri ospiti, Pietro in particolare e Angelo Cocciu, ci facciano sapere le loro motivazioni della candidatura. Ecco, io voglio ringraziare intanto il gruppo di Forza Italia della Baronia, in particolare Pepe Zola, Giuseppe Sanna, che in 448 abbiamo organizzato questa cosa che era diritto farla, perché noi credo che rappresentiamo una bella realtà, insomma, anche a livello regionale. Grazie a voi per la disponibilità, insomma, perché non è facile, considerate che loro sono candidati in tutta la Sardegna, quindi è chiaro che diventa complicato e difficile far coincidere anche le date e andare all'interno delle nostre comunità. Questa è una cosa abbastanza complessa. Una cosa comunque volevo dirla, e mi piace dirla perché vedo un po' le nostre comunità sono tutte quante presenti, Rosei, il Goli, Unify, Loculi, cioè abbiamo iniziato un discorso, un ragionamento alcuni anni fa regionali che intendiamo ancora portare avanti. Questo ragionamento, se mi è consentito, adesso avremo ancora più forza perché fino a qualche anno fa, non so se vi ricordate, i sindaci delle nostre comunità erano espressione di sinistra o centro-sinistra. Bene, noi, gruppo di moderati, questo
siamo riusciti a ribaltare una certa situazione e adesso insomma possiamo dire che i nostri rappresentanti a livello comunale sono quasi tutti quanti di centro, di centrodestra, cioè area moderata. Questo io credo sia una grande conquista, un grande vantaggio anche perché per chi poi ci dovrà rappresentare a livelli alti. Giovanni ha accennato qualcosa su Pietro Vitale. Se con Pietro un amico va sempre, io non so da quando siamo amici, Piera forse non me lo ricordo più, insomma, però quello che mi piace dell'uomo, della persona, del politico è che quando lo chiami risponde sempre. Questo è una grande virtù, Pietro, e io l'ho sempre detto. Quando c'è da dire di sì, dici di sì. Quando c'è da dire di no, dici di no, lo dici anche con una certa e spieghi anche, e non tutti i politici queste cose, questa virtù che tu hai ce l'hanno purtroppo, e quindi la gente che non vuole andare a votare, ce n'è tanti amici. Noi in questi giorni abbiamo fatto alcune telefonate, Giuseppe Sanna lo sa, stavamo provando un pochino a sondare. Certo, è una campagna elettorale complicatissima, io questo ce ne rendiamo conto perché la gente ha bisogno di tutto, ha bisogno di, insomma, si lamenta per qualsiasi cosa, quindi è chiaro che quello che ha detto Giovanni Santo, lo ribadisco e lo ripeto, cioè andiamo a dare il voto a una persona che conosciamo, a della gente che conosciamo. Io Angelo Cocciu lo conoscevo solamente per sentito dire, ma questi giorni ne ho apprezzato veramente anche le doti umane, so della grande amicizia che hanno con Giuseppe Talanas, delle battaglie che stanno facendo insieme a livello regionale. Anche lì siamo in maggioranza, caro Pietro, però alcune cose purtroppo non stanno andando bene. Ribadisco, probabilmente il presidente che non si fa vedere, la maggioranza che sta tipo sanità, tipo anche io un momento qua, qualcuno me l'ha chiesto, adesso chiedi della legge urbanistica perché è un'altra cosa che non va bene, quindi noi siamo in maggioranza e queste cose le dobbiamo ribadire con forza. Io credo che su questi argomenti, tu l'hai detto l'altro giorno a Muro, credo che ci batteremo tutti insieme, lo stesso Angelo Cocciu, ma Giuseppe Talanas, ecco, i nostri due assessori che sono battaglieri, quindi probabilmente non lo so. Questa maggioranza, io parlo di maggioranza regionale, ha bisogno un attimino di una tiratina d'orecchie. Io mi ci metto in mezzo perché da amministratore con Giovanni Santo siamo una settimana sì, una settimana no a Cagliari e ci rendiamo conto che alcune cose vanno bene e molte altre non vanno bene. Io chiudo qua, lascio lo spazio ai due candidati, naturalmente ringrazio tutti quanti, naturalmente dopo ci fermeremo per un bicchiere di vino, un pezzo di formaggio e questo sarà il momento migliore forse al di là di quello che ci dirà Pietro Vitale in questo momento. Grazie. Intanto io mi scuso perché purtroppo questa campagna elettorale avrei voluto io, l'amico Angelo, ma chi con noi segue in questi giorni avremmo voluto farla come l'abbiamo sempre fatta, cioè privilegiando il rapporto con le persone. Ormai questi collegi che sono diventati molto più ampli, a dismisura ci tocca fare nello stesso giorno Santa Teresa di Gallura per poi ritrovarci nel pomeriggio a Teulada o da una parte all'altra della costa dall'Oristanese all'Ogliastra. Questo perché? Perché purtroppo si è ritenuto di ridurre la rappresentanza parlamentare in virtù di un principio assolutamente sbagliato, cioè cercando di far leva sulla riduzione dei costi, ma a discapito della democrazia. E questo pone un problema, guardate, molto molto importante che io voglio segnalare subito. Non solo qualità della rappresentanza, ma anche lo stesso radicamento dei candidati nei territori. Io invito a leggere le liste elettorali e a rendervi conto di chi siano i candidati che un domani in posizione eleggibile possono rappresentare questo territorio. Io
sono veramente preoccupato, lo dico non per qui esaltare la mia persona, ma perché anche se io venissi eletto come mi auguro, sarei forse l'unico rappresentante di questo territorio e da soli vi assicuro è faticoso poter fare quello che penso si debba necessariamente a maggior ragione fare in un momento in cui la nostra isola ha necessità di unire le forze, di fare anche massa critica. Abbiamo portato a casa un grande risultato che è l'inserimento del principio di insularità in Costituzione. Si tratta ora di riempirlo di contenuti. Riempirlo di contenuti significa fare un lavoro di recupero di tutto quel tempo perso anche in occasione della programmazione. Dico tempo perso perché poi dobbiamo dircelo con assoluta franchezza, i risultati sono davvero modesti. Non aver approfittato di uno strumento importantissimo come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, almeno per quanto riguarda importanti interventi, soprattutto sulle infrastrutture, sulla viabilità. Abbiamo perso l'occasione di inserire un grande progetto come la rete ferroviaria. La provincia di Nuoro, il Nuoro città capoluogo, è una, anzi se non l'unica provincia di capoluogo che non è servita sotto questo profilo, ma sarebbe stata anche l'occasione per un intervento di ammodernamento delle infrastrutture portuali, aeroportuali, della stessa viabilità di collegamento interno. E questo pone un problema quindi che dovrà essere in questa legislatura rimediato solo attraverso però una comune e forte anche volontà di coloro che verranno eletti in Parlamento. È l'unica mia speranza, che direi forse anche una certezza, perché è stata espressa in maniera chiara dal Presidente Silvio Berlusconi, che a dirigere le politiche per il Sud, in funzione appunto di Ministro per le politiche del Sud, Forza Italia indicherà un esponente propriamente sardo. Quindi questo è l'unico elemento di fiducia nel guardare alla prospettiva, perché questo consente di poter tenere conto degli strumenti e delle leve e quindi un ministro molto importante che devo dire è stato gestito da un esponente di Forza Italia grazie anche al lavoro che abbiamo fatto dietro le quinte anche noi e che iniziava già a dare i suoi frutti. Noi vorremmo che dunque questo lavoro possa continuare come ha detto il Presidente Silvio Berlusconi, proprio con il fattivo contributo di un esponente sardo. Ma se tutto questo dovrà avvenire, oggi noi siamo, questo mi unisco al grido anche di dolore del sindaco di Galtellì, che ringrazio insieme agli amici per aver organizzato questo incontro, perché il sistema, per la verità non solo sardo ma quello nazionale, oggi è esposto da due gravissime emergenze. Una è quella del caro bollette ed è la ragione per la quale io domani mattina sento il dovere di recarmi a Roma, quindi sospendere anche la campagna elettorale proprio per l'approvazione di un importante decreto legge che deve essere convertito, il DL aiuti cosiddetto bis, che contiene delle misure molto importanti, intanto per la sistemazione di tutta quella partita che attiene alla cessione dei crediti, ma che contiene anche altre misure che dovranno essere poi meglio articolate in un
un altro decreto che è in gestazione e che verrà varato nei prossimi giorni e che contiene delle misure specifiche di sostegno per sia le famiglie che il sistema delle imprese, quindi una sorta di incentivi e di aiuti propriamente detti, anche attraverso la dilazione del pagamento delle bollette e comunque delle soluzioni che consentano al sistema delle imprese di non chiudere i battenti e soprattutto alle famiglie di poter sopportare più agevolmente questo onere. Ma queste sono delle misure contingenti, immediate ed urgenti, ma è allo studio, e questo fa parte di uno dei 15 punti qualificanti del programma del centro-destra a cui Forza Italia ha contribuito fattivamente, per investire sulle energie rinnovabili, perché deve finire questa sorta di no a tutti i costi che è venuto spesso dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle, no ai termovalorizzatori, no ai rigassificatori, no alle energie rinnovabili. Noi siamo invece per i sì che possano coniugare questa nuova stagione con politiche mirate di tutela dell'ambiente, politiche quindi che logicamente non possiamo assolutamente consentire se non con il coinvolgimento anche del sistema delle autonomie locali, che possano essere per esempio fatti impianti eolici sulla costa, perché noi abbiamo una vocazione turistica, quindi questo non lo possiamo sicuramente consentire, e non possiamo consentire interventi che quindi minino quella che è la vocazione turistica, quindi per l'agroalimentare, ma sicuramente dobbiamo favorire anche nei territori dove non si crei questo forte impatto ambientale, ad una condizione, quella che a me spaventa, perché non ho visto in nessuna proposta, soprattutto nell'ambito regionale, che deve presiedere poi in parte al rilascio delle necessarie autorizzazioni, una condizione che deve essere posta, perché le multinazionali devono scordarsi di poter utilizzare il nostro territorio, mare o terra, se non a costo di una compensazione reale che deve essere riconosciuta alle nostre comunità. A me farebbe piacere che qualcuno possa investire, ma abbattendo del 50% il costo della bolletta energetica. E questo, badate, si può fare solo nella misura in cui ci siano anche attenzioni da parte del governo regionale, che non può continuare, come sta facendo in quest'ultimo periodo, a gestire soltanto l'ordinaria amministrazione. Noi vorremmo un governo regionale che possa affrontare e governare l'emergenza, perché accanto a quella delle bollette ve n'è un'altra che viviamo quotidianamente a casa, che è quella della sanità. E questa emergenza, badate, a me piace poco questo rimpallo di responsabilità, la colpa è di chi c'era prima o la colpa è di chi governa attualmente. È vero che probabilmente la riforma di Pigliaro e Arlo poteva essere evitata, nel senso che si è tentato di accentrare le competenze a Cagliari in un unico centro di direzione, ma questo in forza di un principio che è la razionalizzazione della spesa. Ma si poteva fare sicuramente di più nel momento in cui è stata fatta una controriforma per restituire ai territori l'ipotesi che si potesse governare la sanità avendo
ben presenti quelle che sono le esigenze in ambito locale. Questo però purtroppo non è stato realizzato perché, diciamocelo francamente, le aziende sanitarie locali istituite in tutta la Sardegna sono delle scatole vuote, non hanno competenza gestionale, non sono state trasferite le risorse. Tutto questo sta generando un deficit sotto il profilo organizzativo che, per quanto ci riguarda, noi di Forza Italia non possiamo consentire di far finta che nulla stia succedendo, e chi ha la responsabilità del malgoverno di questo settore se ne assuma fino in fondo anche quelle che per noi devono essere le conseguenze. Non è possibile che si scherzi o si continui a scherzare sulla salute dei cittadini, ne va appunto della incolumità, della vita. Non si può pensare che una visita cardiologica venga fissata nel marzo del 2023. Ecco, Forza Italia su queste cose ha le idee molto chiare. Io ho fatto qualcosa che ritenevo assolutamente necessario: scrivere al Presidente Draghi e al Ministro della Salute di dare uno sguardo al nostro sistema per un'attenzione particolare anche attraverso misure straordinarie. Non ho ricevuto ancora risposte, ma io la risposta la voglio anche dall'assessore regionale della sanità, la voglio anche dal presidente della regione Sardegna, ed è la ragione per la quale dopo il 25 settembre Forza Italia, che non intende fare su questo campo sconti a nessuno, deciderà se ne vale la pena continuare a condividere questa diciamo così fiducia politica, perché non è assolutamente possibile che su un tema di questa portata ancora si utilizzino non gli strumenti della straordinarietà, ma gli strumenti della ordinaria amministrazione. È vero che in medicina ancora c'è il numero chiuso e quindi che è necessario intervenire per cercare di rendere elastico il sistema. È vero che ci sono problemi sulla gestione oculata delle borse di studio per le specializzazioni, tutto vero, però è anche vero che mi sarei aspettato un supplemento di attività da parte anche della nostra giunta regionale. E allora ecco perché io torno anche in Baronia ringraziando proprio questo territorio, perché se io faccio politica e l'ho fatta in Consiglio regionale prima e poi in Parlamento, è grazie all'amicizia fraterna e al supporto che è sempre venuto da questo territorio. Ed è per questa ragione che ritengo che si debba assolutamente porre il problema di come anche intervenire su questo territorio su settori molto importanti come quello agroalimentare, il settore lapideo, che dà posti di lavoro e che rappresenta una importante entità non trascurabile dell'economia locale. E allora, per cercare di dare un sostegno al sistema anche delle imprese, noi riteniamo che si debba nei primi 100 giorni, ma senza tante discussioni, procedere decisamente a fare tre cose. Una che va nella direzione, quella che noi chiamiamo contro la oppressione fiscale. Le imprese, così come le famiglie, non possono andare avanti se il peso della fiscalità grava oltre il 43%. Quindi quando noi proponiamo una flat tax significa estendere alle partite IVA con redditi, volume d'affari intorno ai 100.000 euro, una flat tax pari al 15%, che peraltro già esiste, che riguarda 3 milioni di partite IVA. Si tratta di estenderle da 65.000 euro a 100.000 euro. E nella previsione, quindi nell'arco dei 5 anni, portare al 23%
la tassazione è massima e dunque ciò che consentirà di poter tutti pagare le tasse con un onere minore, ma sicuramente generando anche un sistema nuovo che siamo sicuri favorirà i consumi. L'altro aspetto è il cuneo fiscale, che noi intendiamo assolutamente abbattere, addirittura eliminando gli oneri previdenziali e assistenziali per i primi 3 anni per le assunzioni e riducendoli drasticamente in modo da sollevare anche i datori di lavoro e soprattutto rendere anche più robuste le buste paga dei dipendenti, perché nel nostro programma è previsto che i 2/3 dell'onere possano andare ad integrare la busta paga. Perché questo? Perché vogliamo dire una parola chiara su quello che oggi è stato per una certa parte politica lo strumento delle politiche attive del lavoro, e cioè il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza per noi può continuare a svolgere la sua funzione, ma nell'ottica prettamente assistenziale, perché c'è gente che ha bisogno, ci sono padri e madri di famiglia che non riescono a far convivere insieme il pranzo con la cena, come si suol dire, e quindi bisogna avere una attenzione anche alle povertà e ai bisogni. Però, detto questo, se si parla di politiche attive del lavoro non è il reddito di cittadinanza, perché voi vi dovete spiegare perché 2 anni fa erano 39.000 i percettori di reddito di cittadinanza. L'anno scorso sono rimasti tali 39.141 mi pare, e allora io mi chiedo e vi chiedo, se il reddito di cittadinanza doveva essere una misura attiva per le politiche del lavoro, perché il numero dei fruitori è sempre lo stesso? Vuol dire che il reddito di cittadinanza, così come concepito dai 5 Stelle, non crea e non ha creato neanche in Sardegna un solo posto di lavoro. Allora noi vogliamo superare questa politica, ripeto, che non ha nulla a che vedere con il mondo del lavoro e con il sistema delle imprese. Una terza questione, e qui veramente poi chiudo, che mi tocca da vicino anche per la mia formazione, è quella della con l'oppressione fiscale, con l'oppressione burocratica, che ora non sto qui a indicarvi proprio per lasciare spazio anche ai colleghi, ma soprattutto siamo contrari alla oppressione giudiziaria. Per noi la giustizia è il banco di prova in questa legislatura ed è una delle ragioni per le quali il Presidente Berlusconi mi ha chiesto di candidarmi e mi ha chiesto proprio anche con l'impegno di occuparmi specificatamente delle riforme che sono necessarie, quelle che sono state fatte in questo ultimo scorcio di legislatura con il Ministro Cartabia, hanno in qualche modo posto un argine a quella furia giustizialista e da dilettanti allo sbaraglio che tanto danno hanno creato, e non è un caso che quello che loro avevano battezzato spazzacorrotti è diventato spazzatura, perché la Corte Costituzionale ha sistematicamente bocciato tutte quelle norme che erano evidentemente contrarie a ben chiari principi costituzionali, il principio della presunzione di innocenza, della ragionevole durata del processo. Ecco, noi siamo convinti che il sistema possa funzionare nel momento in cui porteremo a casa la separazione delle carriere, nel momento in cui noi consentiremo che quando un imputato viene assolto in primo grado perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, non debba essere sottoposto ancora
al fine processo mai, e quindi la non impugnazione delle sentenze deve diventare un principio cardine nella nostra civiltà giuridica, ma rivedere anche il sistema della prescrizione e soprattutto affermare un principio che non è con l'aggravamento delle pene che si creano, che si eliminano i problemi e si eliminano i reati, ma è semmai con una soluzione diversa, cioè le pene devono essere certe perché possano essere anche scontate, ma con un occhio a quello che ormai sta diventando anche un dramma, che è quello della popolazione carceraria. In questa campagna elettorale non se ne parla, però a volte abbiamo anche situazioni che ci vengono segnalate che sono di davvero grave situazione all'interno delle carceri che ormai stanno in certi contesti anche esplodendo, e tutto questo rientra in un pacchetto di interventi che mi auguro il centrodestra e grazie a Forza Italia sapremo davvero portare a soluzione. E allora cosa fare da qui a 10 giorni? Quello che vi chiediamo è di guardare i programmi, di leggerli. Guardate, è chiaro che noi chiediamo il voto per noi, per Forza Italia, però uno sforzo, fate lo sforzo di andare a leggere anche i programmi degli altri partiti, delle altre coalizioni, e soprattutto di vedere chi è candidato, chi è in grado di soprattutto portare le istanze di questi territori. Noi abbiamo fatto un'operazione che è quella di candidare persone del territorio. Non troverete candidati che vengono da Roma o ex ministri o ex presidenti del Senato, dei quali dopo il 25 dicembre si perderanno anche le tracce. E allora questo è un motivo in più di riflessione. Chiudo ricordando che vi saranno consegnate 2 schede, una per il Senato della Repubblica, che è la scheda gialla, e qui abbiamo candidato Angelo Focciu, è inutile dirvi chi è perché lo conoscete tutti, ed è uno valoroso davvero candidato, ma soprattutto un uomo politico che sono certo saprà guardare anche con attenzione a questo territorio. L'altra scheda è quella rosa, che è quella che riguarda me e che è per la candidatura alla Camera dei Deputati. Non bisogna scrivere nomi, non bisogna fare se non un segno croce sul simbolo Forza Italia. Questa è un'operazione talmente facile che non richiede particolari problemi e difficoltà. Quindi con questo augurio, sapendo che da Colosei, da Galtellì, da Ergolio, Unifai, Loculi, davvero sono venuti sempre risultati straordinari e in certi casi ricordo anche determinanti per la vittoria anche del centrodestra e di Forza Italia, e per quanto mi riguarda per aver avuto la possibilità, grazie a voi, di poter, io spero, degnamente rappresentare anche questo territorio. Complimenti a Pietro anche per la sua esposizione accalorata, avete visto anche su alcuni aspetti. Passo la parola adesso a Giuseppe. Giuseppe, sei subito da Ok, passo subito la parola ad Angelo. Buonasera a tutti, mi scuso anch'io per il ritardo, c'era un po' di ritardo perché siamo arrivati nel vostro bel paese un po' tardi. Vi farò una promessa, sarò breve perché è tardi, quindi ognuno di voi vorrà naturalmente essere un pochino più libero. Riprenderò solamente alcuni punti, giusto per farvi conoscere, per farvi capire come ragioniamo noi di Forza Italia. È vero, sono un amico di Giuseppe Talanas, un amico diventato suo amico esattamente nel 2019, quando siamo stati, forse sono il microfono troppo vicino,
quando siamo stati eletti consiglieri regionali insieme. Non ci conoscevamo e in poche settimane è nata subito un'amicizia perché abbiamo capito che eravamo fatti della stessa pasta a livello umano. Ci siamo subito intesi, siamo subito andati avanti e abbiamo iniziato un lavoro molto molto importante. Io ringrazio il sindaco per averci ospitato oggi in questa bellissima sala e farò un aggancio molto veloce a quelli che sono stati gli argomenti da parte di Pietro, però mi voglio soffermare su una cosa che ha chiesto il sindaco, è quello del piano casa. Anzi no, l'ha chiesto il nostro amico Vincenzo, quello relativo al piano casa. Quando dopo le elezioni regionali ci si è riuniti per indicare i presidenti di commissioni e le altre cose, io ho consigliato a Giuseppe Tavanti, Giuseppe, fai il presidente della commissione urbanistica, la Miretta. Lui dice, ma sai, ma io arrivo da un territorio dove prevalgono altre situazioni, e gli dissi, Giuseppe, fai il presidente della commissione urbanistica perché la Sardegna ha bisogno che si metta mano all'interno di quel settore. Lui, non dico che mi abbia ascoltato, ha fatto il presidente della commissione urbanistica, che è una delle commissioni più importanti, e l'ha fatto veramente in maniera eccelsa. Siamo arrivati a creare un piano casa che è stato impugnato dopo più di un anno e mezzo e dove praticamente chi lo ha impugnato ha fatto una sorta di sezioni di questo piano casa e ha detto l'articolo 1 va bene, vi faccio degli esempi, l'articolo 2 va bene, l'articolo 3 no, l'articolo 4 va bene, il 6 e il 7 lo possono accassare, il 10 va bene, l'11 vanno bene tutti. Però alla fine cosa hanno detto? Hanno diviso quindi una parte di articoli che dovevano essere cassati e una parte di articoli che andavano bene. Però alla fine, con due paroline, hanno cancellato un articolino di legge che diceva che il piano casa sarebbe rimasto in vigore per tutto il 2023. Quindi cosa hanno detto? Questa parte va bene, è da cassare. Questa parte non va bene ed è da cassare. Questa parte va bene, però togliendo questo articolino hanno cassato tutto. Hanno cassato tutto. E ti posso dire con assoluto orgoglio che tutte le parti di quel piano casa che loro non hanno cassato e la consulta non ha cassato sono state quelle scritte da parte di Forza Italia. Tutte le altre parti che sono state oggetto di una contestazione da parte della consulta sono state parti scritte da altri partiti politici. Però quel piano casa, anche se cassato in un anno e mezzo, ha prodotto veramente degli effetti importanti. Per parlare di piano casa, quindi mi voglio agganciare a quello che è stato il programma elettorale di Forza Italia, che purtroppo Pietro e i nostri altri rappresentanti regionali come Luca Pelacci non hanno permesso, non sono riusciti ad applicare, perché purtroppo nel 2018 il nostro governo, le nostre forze politiche del centrodestra non sono riuscite a governare. Si parlava di condono urbanistico, ma stiamo attenti, non è un condono urbanistico fatto sulla possibilità di condonare la casa costruita a 3 metri dagli scogli, no, è il condono urbanistico di una casa all'interno di un paese, di una città, della famiglia, di una famiglia che si è vista arrivare per grazia del cielo un nuovo parco di nuovi bambini che hanno in qualche maniera addolcito il clima familiare di quella bellissima casa, che non avendo cubatura hanno dovuto fare una stanzina in più per la camera da letto del bambino, per un bagnetto nuovo. Stiamo parlando di quelle cose che danno una rilevanza sociale ma anche economica ai comuni che applicano il condono veramente molto molto importante. Un altro elemento che ha caratterizzato il cosiddetto programma del centrodestra è stato la flat tax, dove noi continueremo ancora a sostenerla tra il 15 e il 100%. A maggior ragione che per i prossimi mesi non si saprà ancora come intervenire sulla questione bollette. Bisogna lavorare su quegli elementi che potranno in qualche maniera alleggerire il peso fiscale delle persone fisiche come noi, ma anche dell'imprenditore. Quindi bisognerà lavorare anche sulla rottamazione delle cartelle, perché era una cosa che ci si aspettava da tempo. Non si potrà fare una rottamazione tombale, ma se si potesse fare una rottamazione del 50% di quello che tutti dobbiamo allo Stato e non abbiamo pagato, non perché siamo dei delinquenti, ma perché non siamo mai riusciti a farlo per colpa della crisi, per colpa delle carestie, per 1000 problemi. Questo potrebbe essere diluito, il 100%, il 50% rimanente potrebbe essere diluito anche in 10 anni. È ossigeno per l'impresa, ma è ossigeno molto importante anche per le famiglie.
Si parla tanto di questo reddito di cittadinanza, noi non siamo quelli che stiamo dicendo che il reddito di cittadinanza va abolito, noi diciamo che il reddito di cittadinanza va rimodulato, bisogna modificare l'applicazione affinché possa garantire dei risultati ancora maggiori, perché fino ad oggi, per come è stato previsto, per come è stato applicato, abbiamo visto statisticamente che non ha dato quei risultati che ci si aspettava, e questa è la verità, e questa va detta. Questi sono dei programmi, delle idee che Forza Italia vuole portare avanti insieme a tantissime altre iniziative. Ricordiamoci anche il campo dell'edilizia. Sono sicuro che all'interno della vostra comunità ci siano varie persone che lavorino all'interno del campo edile, hanno inventato questi 5 Stelle, oltre a questo reddito di cittadinanza che non sono riusciti a controllare, hanno inventato un'altra formula che è quella del bonus 110, che hanno controllato ancora di meno. Non c'è stata possibilità da parte delle banche di fare quel lavoro che avrebbero dovuto fare, c'è una difficoltà nell'applicazione della cosiddetta misura, l'hanno fatto ma non si sono resi conto del danno che hanno fatto, perché non hanno creato delle regole fisse affinché il bonus venga applicato, ma soprattutto venga liquidato da parte delle banche. La cessione del credito può essere fatta solamente una volta, un creditore non può cedere a un altro creditore il credito d'imposta, non è scritto da nessuna parte. Dobbiamo lavorare assolutamente su queste cose, per non parlare, e poi chiudo perché sarete anche stanchi, del problema dell'insularità. Dobbiamo assolutamente trovare con Bruxelles delle nuove soluzioni, perché come regione ci siamo attivati affinché questo gap venisse in qualche maniera colmato, ma quando si andava a parlare con Bruxelles dicevano che i voli che volevamo erano troppi, oppure che le compagnie marittime che avrebbero voluto avere delle agevolazioni erano tante. Abbiamo risposto: ma scusate, ma non sapete di quante persone arrivano in Sardegna durante il periodo estivo? Perché non ci deve essere un'Olbia Genova in più, un'Olbia Bologna in più, un Cagliari Genova in più, un Cagliari Bologna in più, per portare gente all'interno di quelli che sono i nostri territori? Sono questi i ragionamenti che abbiamo fatto. Pietro ha fatto un excursus importante sulla giustizia, io assolutamente non metto becco perché è un professore della materia, già detto tutto quanto. Voglio soffermarmi solamente su un altro argomento che Pietro ha affrontato, è quello relativo alla sanità. Noi crediamo fondamentalmente, perché da consiglieri regionali abbiamo avuto dei vari problemi durante questo mandato regionale. Io sono il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale e diciamo che se voi andrete a fare un piccolo censimento, un piccolo controllo di quelli che sono stati i migliori assessori, vi diranno che i migliori assessori sono stati quelli di Forza Italia. Giuseppe Fasolino al bilancio e la nostra Alessandra Zetta, vicepresidente della regione, al lavoro. Tutto quello che hanno prodotto questi assessori sono qualcosa di ulteriore rispetto a quello che hanno fatto gli altri. L'hanno prodotto con la stessa umiltà con la quale noi ci presentiamo a voi, perché noi siamo persone così, siamo le persone che domani mattina troverete in caso di elezione oppure di non elezione, in caso di qualsiasi situazione, ci troverete e noi saremo sempre presenti, perché ci hanno gratificato fino adesso per questo motivo, non perché siamo delle persone diverse dagli altri, ma perché ci abitiamo, perché facciamo il nostro e perché ci facciamo trovare. Noi siamo questo tipo di persone. La cosa con la quale voglio concludere è il motivo della sanità. Abbiamo fatto tantissimi bandi a livello regionale per recepire i medici, ci sono gli ospedali in crisi, voi avete vicino l'ospedale di Nuoro, siamo tutti in crisi, Olbia, Nuoro, Cagliari, stanno da qualsiasi parte, perché non si trovano i medici, manca la figura del medico, oltre al medico che magari non vuole andare a lavorare in quelle che sono magari le zone che non preferiscono per via della viabilità oppure per via di altre situazioni, manca veramente la figura del medico. Abbiamo fatto una sessantina di bandi a livello regionale, abbiamo visto che i medici non partecipano più a questi bandi e questo è il problema fondamentale. Per noi di Forza Italia, una soluzione è quella dell'abbattimento della regola del numero chiuso per la facoltà di medicina, perché attualmente in Italia c'è una regola veramente balorda che non dà possibilità ai nostri giovani di partecipare ai corsi di laurea in medicina, sono costretti ad andare fuori. In altri paesi, vicino sempre all'Italia, ok, a poche ore di volo, però questo non è assolutamente giusto. Dobbiamo dare la possibilità ai nostri ragazzi sardi italiani di poter studiare all'interno delle facoltà, come previsto per ingegneria, come previsto per giurisprudenza, per altro tipo di facoltà. Queste a grandi linee sono delle brevi iniziative che noi vorremmo portare avanti se naturalmente l'elettorato
possibilità di affrontare questa esperienza all'interno del governo. Poi tutto quanto il resto abbiamo già delle idee come poterlo applicare insieme naturalmente agli altri componenti della coalizione. Forza Italia è questa, come vi ho detto, con semplicità, siamo persone vicine a tutti, è una casa molto moderata. Ultimamente ci sono persone, naturalmente elettori, che hanno preferito fare delle scelte diverse, ma rendendosi conto di cosa hanno testato stanno nuovamente ritornando a casa, e questa campagna elettorale ce lo sta dimostrando, perché Forza Italia ha un partito, ha un qualcosa di costruito, qualcosa di solido, ed è fatto da queste persone. Grazie per averci ascoltato e la cosa più facile che esista. Abbiamo due schede, Senato e Camera. Basta mettere due croci sui simboli di Forza Italia, Senato e Camera, e si fa quello che si deve fare. Non c'è bisogno di scrivere il nome. Questo è il messaggio che dovete dare a tutti. Come potete aiutarci? Scannerizzate il nostro santino con WhatsApp, mandatelo a tutte le persone che conoscete, tanto ci hanno apprezzato in questa campagna elettorale, me e Pietro, sicuramente non vi diranno di no. Dateci una mano anche in questa e in quest'ultima settimana, perché è molto importante. Grazie. Grazie Angelo anche per la tua accalorata esposizione. Questo dimostra quanto sei dentro il tema e quanto anche sei attento a queste che sono le dinamiche che a partire dal Consiglio regionale poi vanno a irradiarsi nel territorio. Allo stesso tempo esprime anche un valore, un sentimento interiore che credo che ognuno di noi abbia avuto la capacità di cogliere per la persona che sei. Grazie per questo tuo contributo. Do la parola a Giuseppe Tana, lo conoscete perché ormai è orunese, è una persona che vive nella nostra comunità, a cui abbiamo avuto modo di dire in altre situazioni, ha avuto modo di darci anche una mano, motivo per cui se godiamo di un finanziamento sulla montagna è anche grazie a un impegno che ha portato avanti all'interno del Consiglio regionale, e quindi siamo beneficiari anche di un finanziamento di 1,1 milioni che ci permetterà di strutturare i servizi primari del nostro punto di vista. Pietro è questo, ma è anche tanto altro, perché è la prima persona quando abbiamo il Consiglio regionale che mi tira dentro almeno per un caffè, nel senso che comunque parliamo di quelle che sono le dinamiche che spesso e volentieri noi amministratori, e poi mi fa appunto da ponte su quelle che sono anche gli altri esponenti dei partiti, e spesso e volentieri, come diciamo noi, dobbiamo andare a bussare per trovare le soluzioni. Quindi è una persona veramente che ho scoperto, che ci legava ai nostri anni, ai nostri genitori li legava da una profonda amicizia, e noi l'abbiamo rinsaldata sia nella campagna elettorale che poi nel progetto del Consiglio regionale. Prego Giuseppe. Sì, grazie, non spaventatevi, sarà veramente un saluto il mio. Intanto ringrazio Giovanni Santo, che è sempre generoso con i complimenti e con le parole, l'amico Vincenzo. Ho visto che è arrivato il mio amico Franco Solinas e non posso non salutare il presidente Angelo Ruricchi. Grazie veramente delle parole che hai detto. Per me è sempre un piacere venire a Galtellì e venire a visitare gli amici, e grazie veramente a tutti voi. La farò breve, la farò molto breve. Cosa vi voglio dire? Ecco, hanno parlato di programmi, quindi inutile ripeterci e allungare come tempi. Vi dirò la mia testimonianza. Questi due amici, così come stanno facendo la campagna elettorale, vi devo dire che non stanno solo mandando il santino via WhatsApp agli amici, ma stanno entrando nelle case, stanno entrando nel cuore delle persone, perché veramente ogni sera, io ne sono testimone perché dove posso mi sto attivando per accompagnare Pietro, per accompagnare Angelo, stanno andando anche, seppur una campagna elettorale veramente enorme, su un collegio che rappresenta tutta la Sardegna, quindi con città veramente importanti dove ci sono veramente tantissimi abitanti, loro a volte si dedicano a quelle comunità di 500-600 abitanti, vanno a trovare le aziende, l'altro giorno eravamo in un ovile di miei amici. Ecco, questi sono Pietro Vitalis e questo è Angelo Cuccio. Ci stiamo mettendo la faccia a tutti, perché veramente sono sicuro io nel fare la campagna elettorale a questi due grandi amici che se lo meritano sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista politico-amministrativo, sia dal punto di vista personale e umano. Sono persone capaci, li ha presentati bene Giovanni Santo,
in tutti i territori, veramente questa campagna elettorale dovunque andiamo non è difficile farla, perché portare il nome di Pietro Pitalis veramente è molto facile. E tutte le persone che stanno scoprendo, perché non ha bisogno di presentazioni sulla gallura Angelo Cucci, ma l'attività consigliare che ha fatto a 360 gradi, facendo il consigliere regionale di tutta la Sardegna, che devo dire con un occhio di riguardo veramente anche per il nostro territorio, per il Morese, è stato molto apprezzato dalle persone. E pertanto guardate, io vi dico questo, è molto facile farvi votare, è molto facile farvi la campagna elettorale per le belle persone che siete. E vi dico questo, l'ho detto in altre occasioni, io chiedo veramente a tutte le persone che conosco, a tutti i miei amici, a tutti quelli che si fidano di me, di sostenere Pietro e di sostenere Angelo, e lo dico non solo per appartenenza politica, anzi forse per appartenenza politica può essere il 5%, ma lo dico perché ritengo che siano veramente persone capaci di rappresentare tutto il popolo sardo. Pertanto votate Pietro alla Camera dei Deputati, votate Angelo al Senato e grazie di tutto per l'accoglienza. Non perché per ultimo, ma 5 minuti Angelino. 5, 3. Uno alla Angelina, che è una persona che tutti conosciamo, è una persona che ha la sua esperienza in termini di campagne elettorali, è una persona che è forte della sua schiettezza, è una persona che ammira queste due persone, Pietro e Angelo, per il motivo per cui si sta spendendo il nome. Prego Angelo. È staccato. Ma si sente lo stesso. Allegare il comodo a quest'ora non è proprio entusiasmante. Avete ascoltato l'intervento di Pietro Pitalis, intervento di grande spessore politico, culturale, e chi lo sa fare in Sardegna un discorso come ha fatto lui? Trovatelo un altro. Prima considerazione. Seconda, a Pietro mi unisce un'amicizia antica. Se lui fosse stato candidato in qualunque, anche con Mao Zedong, diceva possibile, io l'avrei votato lo stesso. Perché? Perché Pietro ha l'intelligenza, la capacità politica e soprattutto di ascoltare anche le idee degli altri. Voi lo sapete che i politici in genere non va per conto suo, Pietro ascolta tutti, ascolta anche le mie opinioni, eccetera. Questa amicizia Pietro che aveva con me, che ha sempre avuto, lo ha riversata su Galtellini, state attenti, sul comune di Galtellini, ma anche sul comune di tutta la baronia. Pietro ha voluto bene a tutta la baronia, è disponibile verso tutti. Dove siamo qui noi oggi? Questo anfiteatro è stato finanziato quando Pietro era assessore alla programmazione del bilancio. C'è stato lo zampino piccolo sempre del sottoscritto, ma c'è stato sempre. Ma Pietro, insieme agli altri amici, a Giuseppe Talanas, agli altri del suo partito, formano un gruppo omogeneo. Quello che fa Pietro è d'accordo anche Talanas, è d'accordo anche Angelo Cucci, quello che fa Talanas è d'accordo anche l'altro. Questa è la forza di quel gruppo. E non per nulla a Galtellini è arrivato il più grande finanziamento della Sardegna per il Monte Tutta robe concrete, segno di amore a questo paese, ma anche di intelligenza politica, capire che il Monte di Galtellini può diventare domani simbolo delle culture religiose, simbolo mondiale, cioè non è una cosettina da nulla,
forse noi galternesi non ce ne siamo ancora resi conto. In conclusione però, per rimanere nei 5 minuti o nei 4 minuti di tempo, di fronte a un amico come Pietro, state attenti, lui è capolista in tutta la Sardegna, parte da una provincia piccola, deve affrontare, dunque si deve confrontare con Cagliari, Sassari, con il resto della Sardegna. In partenza lo è perdente, se non fosse stato uno come lui, con la capacità e l'intelligenza che ha. Allora, cosa noi possiamo dire arrivati a questo punto? Amici, o noi ci mettiamo a lavorare seriamente per il nostro candidato, altrimenti poi non uscire per 50 voti, per 10 voti che tu, o Pietrino, non li hai cercato. Cioè è una cosa difficilissima oggi. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Abbiamo cercare tutti gli amici, non solo in famiglia, cercare tutti gli amici che abbiamo fuori anche di Galtellì, una telefonata. Votate questo amico non nell'interesse mio, ma nell'interesse della Sardegna. Questo è il valore, la cosa che io oggi vi voglio dire. Il gruppo di stasera non è numeroso, ma è un gruppo qualificato. È un gruppo che se si muove può davvero fare cose molto importanti. Potete col vostro impegno arrivare alla vittoria. Ecco, per questo io, cari amici, ringrazio Pietro, ringrazio Giovanni Santo, Vincenzo, mi ha parlato Franco, ma sarebbe stata la stessa cosa per aver lui manifestato questo senso di amicizia verso Pietro che io ho voluto rimarcare e sottolineare. Ecco, dall'amico Angelo Coccio, che anche lì è un paese di storia antica, noi in tutti i libri di storia siamo considerati come la gallura inferiore. Dunque, non pensare tu solo di essere gallurese nella storia, lo siamo anche noi. Con questo spirito affrontiamo anche le tue elezioni.